Siamo giunti alla seconda corsa dell'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, corsa riservata ai gentleman, Evita Spritz, Eros Gad, Enandoan Greghi, Explosive Girl LF, Elibro Dipa, Election AS in prima fila, Exeter G e Volassi Erbalucesi in seconda, favori per Explosive Girl LF numero 4, Matteo Zaccherini in partenza, l'errore di Enandoan Greghi mentre si Numero 3 è lancia Nando Nengrei, Eros squalificato. Gad in avanti con all'esterno Exclusive Girl che cerca di attaccarlo dopo i primi 200 metri di gara. Si è intanto accodato il Libro Dipa in terza posizione davanti a Evita Spritz, sta passando gradualmente Explosive Girl su Eros Gad, terza posizione per è Libro Dipa davanti a Evita Spritz. Queste le prime 4 posizioni dopo i primi 400 metri di gara, completati in 29,7 dalla leader e favorita Explosive Girl LF in sediolo Matteo Zaccherini, che continua a comandare dopo i primi 600 metri di gara, completati in 45,7 da 1,16 più o meno l'andatura, tutti in fila indiana alle spalle della favorita. Poi dalla quinta posizione accenna a muovere Election AS, che progredisce gradualmente e spinge El Libro Dipa a spostare a sua volta al largo. Ne approfitta così Evita Spritz per guadagnare una posizione in corda. Intanto va deciso El Libro Dipa su Explosive Girl LF, attacca dopo un chilometro in 1,17,3, cerca di sorprendere l'avversaria che tenta di recuperare. A contatto rimane sempre Eros Gad e siamo a 400 dalla conclusione con Ellie Brodipa che insiste su Explosive Girl con Eros Gad sempre a contatto. Più indietro c'è Evita Spritz che ha perso qualcosa e poi Election AS al largo. Completamento della curva finale con Explosive Girl che prova a replicare all'affondo di Ellie Brodipa lungo la corda Eros Gad. Finale con Eros Gad che scatta all'interno. Nel finale Eros Gad passa nettamente, il secondo posto è per Explosive Girl, al terzo finisce Erbaluce, sì. 1,17,3 il ragguaglio conclusivo con 31,1 a chiudere e vittoria a sorpresa di Eros Gad a grossa quota, 31 a quota fissa. Eros Gad, Andrea Venezia, che in open stretch piegano nettamente Explosive Girl LF, l'allieva di Giovanni D'Alessandro dell'allevamento Folli, viene a vincere facile sul traguardo. Explosive è seconda, al terzo Erbaluce sì. 4-9 l'arrivo della seconda corsa Arcoveggio.